Ben ritrovati a questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che dedicheremo al grave problema della cimice asiatica. Noi di questo tema ci eravamo già occupati precisamente nella puntata numero 64 del 19 di settembre 2019. Chi vuole può andarsela a rivedere sul sito di Veneto Agricoltura, e anche in quell'occasione avevamo con noi come ospite il professor Alberto Pozzebon del Dipartimento Dafne dell'Università di Padova, che abbiamo ancora qui con noi oggi. Grazie Alberto per essere tornato per un aggiornamento su questo importante tema. Chi vuole, in quell'occasione, in quella puntata, noi avevamo inquadrato già la questione da dove arriva la cimice asiatica, quali sono i danni che sta provocando e quant'altro. Adesso facciamo un passo ulteriore, facciamo un po' il punto della situazione. Sì. Cosa è cambiato in questi mesi? Perché ci sono delle novità, c'è anche un decreto, a dire il vero, no? Su cui, per l'introduzione della Vespa Samurai, innanzitutto. Parliamo un po' di questo? Sì. Beh, il decreto è un aggiornamento normativo di una legge che vietava l'introduzione di qualsiasi organismo alloctono, mentre questo aggiornamento normativo apre alla possibilità di introdurre organismi che non sono nativi delle nostre zone. L'autorizzazione, per prima cosa, l'autorizzazione all'introduzione della Vespa Samurai non è ancora stata data, non è ancora una legge. È partito l'iter. Questo aggiornamento, che è un decreto del Presidente della Repubblica, apre la possibilità di valutare, fare un'analisi costi-benefici dal punto di vista ambientale per l'introduzione di organismi che non sono nativi delle nostre zone, che sono originari di altre zone e che, proprio nel caso per esempio di chi si occupa di lotta biologica, potrebbero essere degli antagonisti naturali di fitofagi importanti. Proprio è il caso a pennello della cimice asiatica. Certo, quindi stiamo parlando in questo caso della Vespa Samurai, Sì. che è un antagonista naturale della cimice asiatica. Sì. Per quale motivo? Lo abbiamo già ricordato, ma ricordiamolo ancora perché è importante per introdurre il nostro ragionamento di oggi. Ma il motivo è perché allora la Vespa Samurai è un piccolo imenottero, appartiene alla famiglia degli sceglionidi, sono insetti di dimensioni piccolissime, potremmo dire della dimensione di un uovo di cimice, perché questi insetti depongono le loro uova all'interno delle uova di cimice, e da queste uova, al posto di uscire altri cimici che creano danno alle colture, escono altre micro imenotteri parassitoidi che vanno a parassitizzare altre uova di cimice. Insetti, questa specie, i Trisocus japonicus, che è la Vespa Samurai, insetti che preferiscono deporre le loro uova all'interno di uova di pentatomidi. Non vanno su altri insetti, non vanno, diciamo, è limitato la parassitizzazione. Quindi stiamo rassicurando. Beh, la perché rassicurazione... non si verranno a creare altri problemi. Allora, non si creeranno problemi di ordine, diciamo, di salute pubblica, perché non sono insetti dannosi all'uomo, non hanno un pungiglione con cui possono pungerci. Non si creeranno problemi diretti per altri insetti di importanza economica. Per esempio, diciamo, tra le fake news c'è chi dice che la Vespa Samurai è la causa della morte, della moria delle api. La Vespa Samurai non è la causa, perché non ha nulla a che fare, se non appartenere allo stesso ordine, però non è un antagonista delle api. Probabilmente... Solo una parentesi, poi sì. torniamo, ma solo una parentesi. Le api sono in difficoltà per quale motivo? Quindi? Beh, lì c'è un problema di uso del suolo, probabilmente, di impiego di prodotti fitosanitari, di parassiti delle api, e poi in alcune zone c'è la presenza della Vespa velutina, che questa sì è una vespa come quella che noi diciamo, è una parente stretta delle vespe che conosciamo noi, e questa Vespa velutina va a saccheggiare e a causare proprio la moria. Una delle cause. Non è una delle cause, diciamo, è un importante problema nel settore dell'apicoltura, certo. proprio perché va a danneggiare gli alveari. Ecco. Chiusa la parentesi, torniamo al nostro... Ecco. La Vespa Samurai ha il nome, diciamo, la sfortuna di avere un nome aggressivo, perché ci ricorda le vespe e ci ricorda i samurai, però in realtà l'aggressività nei confronti dell'uomo e di insetti come le api è sostanzialmente nulla.
Il rischio che ci potrebbe essere è che la vespa samurai depone le proprie uova su altri pentatomidi, altri parenti della cimice asiatica, e tra questi ci sono degli antagonisti naturali di altri insetti, per cui è un impatto, è un problema ambientale. Se l'autorizzazione verrà data, questo impatto ambientale verrà quantificato e verrà valutato prima proprio per poter dare l'autorizzazione. Certo, torniamo alla ricerca che in questo momento è importante. Dov'è esattamente che si sta facendo? Cioè, in quali laboratori? Cosa si sta facendo? Allora, attualmente noi, diciamo anche come Università di Padova, anche grazie ai finanziamenti della Regione Veneto e dell'unità operativa fitosanitario, abbiamo svolto un monitoraggio della presenza di antagonisti naturali in Veneto e nel nord Italia, coordinati dal CREA, e grazie a questa attività abbiamo visto, diciamo, questa è un'attività che è iniziata nel 2016, quella nostra, abbiamo trovato la presenza di antagonisti naturali alloctoni, quindi non nativi dalle nostre aree, ma di origini asiatiche, che come la cimice asiatica sono arrivati qui da noi. Com'è che arrivano intanto? Probabilmente arrivano con le stesse vie per cui arriva la cimice asiatica, quindi il commercio globale, il trasporto di merci ha portato la cimice asiatica, ma ha portato anche dei suoi antagonisti naturali. In particolare in Veneto... Quindi è arrivato sia il diavolo che l'acqua santa. È arrivato, sì, il diavolo e l'acqua santa. In Veneto abbiamo una presenza dal 2016 di Trisoicus mitsukuri, che è un parente stretto della vespa samurai, di Trisoicus japonicus. Questo era presente in un'area limitata nel 2016, nel corso degli anni i dati dell'ultima stagione ci mostrano un allargamento dell'areale di distribuzione. E poi anche nel nord Italia è presente anche spontaneamente il Trisoicus japonicus, quindi la vespa samurai è già presente nel nord Italia. L'autorizzazione al rilascio servirà solo, non solo, ma permetterà diciamo, la possibilità di accelerare un fenomeno naturale che è di espansione delle popolazioni. E dove è presente, dove si è registrata la presenza della vespa samurai? Si è visto che funziona? Allora, il più presente, la specie che è più diffusa nel nord Italia non è la vespa samurai, ma è il Trisoicus mitsukuri. E diciamo nelle zone dove è presente da più tempo, quindi nelle zone anche in Veneto e anche in Friuli, nell'ultima annata, nel 2019, è stata osservata una diminuzione della presenza della cimice, con una certa flessione non sempre così stretta, diciamo, anche dell'impatto in frutticoltura. Queste sono diciamo, notizie che pervengono soprattutto dal Friuli, dove si è visto, diciamo, che i frutticoltori, i melicoltori, soprattutto in Friuli, alcuni dicono che hanno visto, insomma, qualche possibilità di miglioramento. Capire l'impatto diciamo, è una valutazione che probabilmente richiederà qualche anno, ecco, in termini di riduzione delle infestazioni. Quali sono le colture preferite della cimice asiatica? Ma le colture preferite, intese come colture più danneggiate, sono le colture frutticole, soprattutto il pero, perché è particolarmente suscettibile all'attacco dell'insetto, e poi anche perché è probabilmente una coltura che viene colonizzata nelle fasi precoci, e quindi i danni sono evidenti diciamo, in maniera immediata anche fin dall'inizio, con deformazioni. Poi il pesco, le nettarine, il ciliegio, il kiwi, melo, queste sono alcune delle colture. Il nocciolo, non tanto importante, ma che insomma attualmente nell'est, nel nord-est Italia, però più importante per esempio in Piemonte, e queste sono sostanzialmente le colture che più manifestano i sintomi. Poi però c'è anche il frumento, la soia, il mais, sono soggetti a infestazioni. Non solo le frutticole, ma anche altre anche le orticole, sì. I prossimi passi quali saranno? Beh, i prossimi passi è intanto attendere l'iter legislativo e capire se si potranno fare questi famosi lanci di Trisoicus japonicus, e poi capire... Ma penso di sì. Speriamo di sì. È che diciamo, la decisione è da parte del Ministero dell'Ambiente, è una decisione, diciamo, di ordine ambientale, che deve essere valutato l'impatto sull'ambiente.
e poi capire diciamo, quali sono le strategie di lancio più utili, come si può potenziare questi antagonisti naturali, perché ovviamente se io lancio la Vespa Samurai in un frutteto e in questo frutteto il giorno dopo vado a fare un trattamento insetticida, diciamo, il lancio sarà vano. Quindi capire quali sono i fattori che permettono l'insediamento di queste popolazioni, quali sono i fattori che ne permettono l'aumento. Questi sono degli aspetti chiave anche per le direzioni future della ricerca. Dal momento in cui ci sarà il via libera da parte del Ministero dell'Ambiente, quanto tempo servirà per essere operativi? Questo dipenderà da una serie, c'è già un tavolo, diciamo, a livello nazionale, c'è già un tavolo ministeriale e si sta, diciamo, cercando di mettere in atto un piano per essere il più tempestivi possibile. Bene, comunque Radio Veneto Agricoltura terrà monitorata questa situazione, anche perché il problema davvero è molto pesante per i nostri produttori. Grazie Alberto, ringraziamo il professor Alberto Pozzebon del Dipartimento Dafne dell'Università di Padova, che speriamo di poter avere ancora nostro ospite proprio per aggiornarci su questo argomento. Un arrivederci a tutti.